Ciao, sono Giorgio Pancotti, consigliere del Movimento 5 Stelle a Villafranca Padovana. Sono ormai 8 mesi che siamo presenti in Consiglio Comunale e sicuramente abbiamo portato aria nuova, spingendo l'amministrazione a avere più attenzione anche ai bisogni dei cittadini. Abbiamo ottenuto un risultato eccezionale facendo approvare all'unanimità la mozione sulla sanità, e cioè sul diritto di scelta dell'ospedale di ricovero e per la conservazione della priorità assegnata in caso di prenotazione di visita specialistica, essendo noi un paese di confine tra azienda sanitaria 15 e azienda sanitaria 16. Abbiamo inoltre presentato la mozione dell'8 per 1000 sull'edilizia scolastica e anch'essa è stata approvata all'unanimità. Ora dobbiamo fare in modo che le istanze delle nostre mozioni siano anche attuate per il bene dei cittadini e per fare questo faremo un incessante controllo sull'amministrazione. Abbiamo fatto proposte per la riduzione della Tasi e dell'addizionale IRPEF, senza intaccare l'impianto del bilancio, per una migliore distribuzione delle tasse secondo i scaglioni di reddito, ma non siamo stati ascoltati. Siamo intervenuti con emendamenti in commissione per modificare alcuni articoli del regolamento della Tari a beneficio dei cittadini. Siamo riusciti a portarli in Consiglio e a farli approvare. Per il prossimo Consiglio Comunale abbiamo presentato la mozione sulla qualità dell'aria, con riferimento in particolare al progetto che ci coinvolgerà direttamente, chiamato Corridoio 5, della costruzione delle tangenziali a fianco dell'autostrada, che porterà in una zona altamente abitata ad un aumento del traffico con un ulteriore disagio psicofisico della popolazione, non solo nelle vicinanze, ma anche in una vasta zona con incidenza sulla salute dei cittadini. Queste sono solo alcune delle azioni che abbiamo fatto in questo breve periodo e assieme alle prossime che ci accingiamo a portare avanti prepareranno il terreno per andare ad amministrare il Comune. Vedete ora passare in sovraimpressione i nostri riferimenti, vi faccio un grande saluto e a presto.